Tu, che bel pezzo di figliola, bella veramente, è una dea ambulante, a me sembra Venere scesa dall'Olimpo. Guarda che fianchi voluttuosi, solo i fianchi. E il seno, le gambe, il viso. Il viso è angelico, non avrà più di 20 anni. Certo, ragazza o donna maritata? E come si fa a saperlo? È troppo formosa, credo che sia madame. Potrebbe anche non esserlo, non si sa mai. Certamente, ma caro mio, madame o mademoiselle, quella donna è il mio tipo. Ma anche il mio, ti pare? Può darsi, ma io non mollo lo stesso. Anzi, ti dico, quella donna dovrà essere mia. Come corri? Non corro. Ordino al destino. Io sono sergente, sono angioino e lei è una siciliana. Dunque è mia per diritto di conquista. Stai attento, droghetto. Le donne siciliane non sono di facili costumi come le tue parigine, provinciale. Non offendere le parigine. E poi, se anche fosse una vestale, saprei ammansirla. Forse ci riuscirai perché non sei brutto. Anzi, ma no, ci riuscirò perché sono parigino e lei è siciliana, cioè cosa nostra. Giudizio, amico. Vuoi scommettere che appena ritorna la fermerò e le farò così su due piedi la proposta di diventare mia? Eccola che torna. Mademoiselle, devo parlare con lei. A me? Sì, a voi. Non vi conosco, disse la donna cercando di andare avanti. Non farete un passo se prima non mi ascoltate, disse risoluto il sergente. Parlate, e presto, seccatore. Vi ho visto diverse volte. Piacere, sicuro, piacere grande per me. E mi son detto che così non poteva continuare. Che cosa? Ho stabilito di fermarvi. L'avete fatto? Sì, ma per dirvi che vi amo e vi voglio. Dite, vi amo, sono sposata. Meglio, carina. Farabutto, mascalzone, vigliacco. E la donna lasciò andare un sonoro ceffone sul grugno di quel donnaiolo militare. Da alcune ore pioveva a diluvio. Le strade, non basolate e tutte affossate, erano ridotte a veri pantani di fanghiglia. Alcune case della periferia e dei quartieri bassi della città erano state invase dalle acque. Dalle mura erano state ritirate le sentinelle, le porte erano quasi incustodite, i gabellieri e i soldati erano rintanati nelle loro casermette di legno. Tuoni e fulmini, finché due ombre intabarrate, lunghe e scure, affioravano e scomparivano nella foschia. Camminavano a balzelloni lungo il muraglione della marina, poi entrarono in città dalla Porta Felice. Erano le 2 dopo il tramonto solare. La porta era rimasta semichiusa e i gabellieri erano rintanati nella caserma. Le 2 ombre tirarono avanti per la grande arteria, poi si fermarono davanti a una chiesa. Era la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio. Una delle ombre bussò leggermente 3 volte. La porta si aperse lasciando passare i 2 sconosciuti. La chiesa era quasi al buio, solo 2 candele erano accese davanti al tabernacolo. Presso i gradini dell'altare v'erano degli armati. Uno di questi si fece avanti. «Siete voi, messer Giovanni?» «Sì», fece il primo che era entrato in chiesa. «E l'altro è vostro nipote?» «Sì». «Fatevi avanti, vi attendevamo da 2 ore». «Pazienza, il tempaccio». «Avete ragione, chi sono i presenti?» «Don Alaimo da Lentini, Palmieri Abate, Don Gualtiero da Caltagirone ed altri baroni della nostra santa causa». «Dio lo vuole». «Dio lo vuole, messer Giovanni». «Dio lo vuole», dissero ad una voce gli adunati. «Parlate, messer Giovanni, tocca a voi». L'interpellato si fece avanti, salì i gradini dell'altare maggiore, si appoggiò con le spalle alla mensola e si levò il cappuccio. Era in abito da frate conventuale. Fu riconosciuto da tutti i presenti. Era messer Giovanni da Procida, travestito da monaco.
tornava da Costantinopoli, era stato alla corte del Paleologo. Quella dunata s'era fatta per suo volere. Così parlò. Baroni, vengo da Costantinopoli. Tutto è pronto. L'ora della riscossa si avvicina a gran passi. Suoneranno presto le campane a stormo. Il popolo è stanco delle gravezze e delle ribalderie angioine. Il popolo presto parlerà. Non so come, non so quando, ma parlerà, ne sono sicuro. Non più anni, non più mesi, ma giorni. Gli angioini hanno il tempo contato. Dovranno tornarsene in Francia. Dio lo vuole. Baroni, siano pronte le armi, siano pronti i soldati. A voi spetterà il compito più difficile, quello di travolgere per sempre il nemico di Sicilia, e saranno cancellate tutte le onte, saranno lavate nel sangue tutte le offese, saranno riscattate le nostre terre, le nostre case, i nostri uomini. Le donne si leveranno e vendicheranno le offese al loro onore. I bimbi saranno tanti David armati di sassi o fionda. I contadini faranno picche dei loro ferri. La Sicilia sarà padrona del suo destino. E non saremo soli, o baroni. Le armi aragonesi, le armi di Pietro d'Aragona saranno unite a quelle siciliane. Siciliani, in alto le spade, per la Sicilia, per Cristo, per le nostre donne. Appena si tacque, i presenti presero le spade e le levarono in alto gridando: «Lo giuriamo!» Era il 31 marzo 1282. La Pasqua era caduta da 3 giorni, il tempo era bellissimo. La primavera aliava in tutta la campagna, i prati erano in fiore, gli alberi fruttiferi si coprivano di gemme, gli uccelli migratori tornavano fedeli ai loro antichi nidi. Nella campagna era un risveglio di vita, verde e canti di uccelli. I palermitani, come osavano quel giorno, avevano abbandonato la loro diuturna fatica, unendosi alle loro famiglie fin dalla mattina, riversati nelle pianure attorno alla città. Molta gente era andata verso Santo Spirito, ove v'erano dei campi seminati a grano e sulla spianata una snella e graziosa chiesetta. Lungo la strada si incontravano liete brigate di uomini, donne e fanciulli. Alcune famiglie merendavano al bordo dei prati, alcuni giovani suonavano, altri cantavano liete canzoni quasi tutte d'amore. Uno, con voce tenorile, cantava: «Bedda, cadili beddi si la stidda, nu momento affacciasti da finestra, c'è nu cori pittia amata pidda, profumato come nuciuri in essa». E il coro di altri giovani ripeteva: «Profumato come nuciuri in essa». E suonavano le chitarre accompagnando il canto. È già il tramonto, il sole s'addorme lentamente dietro i monti. Una campana suona lietamente, il cielo terso comincia ad abbuiarsi. Maria si appoggia al braccio del suo tenero sposo, che la guarda negli occhi e ogni tanto le sussurra dolcemente: «Quanto ti amo, mia Maria». Lei china la testa pudicamente e un lieve rossore le sale alle gote bianche e vellutate, e sorridendo risponde: «Ed io? Tu sei la mia regina. Sempre, sempre? Sempre, 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 per la vita e per la morte». «La morte? Non ci pensate, questa non esiste quando si ama».
Dici bene, cuore mio. La campana inizia a suonare con più forza. Entriamo in chiesa? Domanda Maria al suo uomo. Ed entrano. La campana di Santo Spirito suona a vespro. Una folla di gente entra nella chiesa. Tutte le candele sono accese. I preti sull'altare iniziano ad accennare la preghiera, ma tutto d'un colpo delle voci irate si sentono provenienti dall'aperto. Si odono pure dei comandi militari modulati in lingua francese. Perché quella moltitudine davanti la chiesa? È una compagnia di soldati francesi con i suoi ufficiali e sergenti. La funzione religiosa è finita. I fedeli lentamente escono dalla chiesa, vedono i soldati e si abbuiano. Tutti intuiscono che i francesi cercano di provocare disordini per aumentare la reazione. Il conte di San Remigio, governatore di Palermo, aveva pochi giorni prima emanato un editto che proibiva ai siciliani di portare armi, pena la morte. Quei soldati son venuti, naturalmente, per far rispettare l'editto, ma i siciliani sono tutti disarmati. Tutti i siciliani presenti vengono man mano perquisiti dai soldati, ma nulla, tutti sono inermi. Evidente è il disappunto dei soldati, fin quando un sergente, ridendo sgangheratamente, si fa avanti dicendo in lingua: «Quella donna è armata!» E Droghetto, che vedendo Maria, che esce dalla chiesa accanto al suo sposo, pensando allo scorno avuto, allo schiaffo ricevuto, vuole fare pubblica ingiuria alla donna, che si era ribellata alla sua voglia libidinosa. Così si avvicina alla donna, l'abbraccia forte prima e poi le caccia le mani nel seno e ne mette a nudo i frutti bianchi, rotondi e sodi. Maria getta un grido e cade svenuta fra le braccia del marito, che grida: «È morta! Assassino!» È un grido di orrore. La folla si scompone mentre alcuni fuggono. Le donne cadono in deliquio. Droghetto ride, ma non fa in tempo a finire la sua risata, che un giovane aitante si slancia su di lui, gli strappa la spada e subitamente l'immerge nel ventre di quel donnaiolo. Droghetto cade, è morto. Il giovane siciliano, che era stato già a sentire Giovanni da Procida e che ardentemente amava la sua terra, levò in alto la spada tutta imbrattata del sangue del francese e con tutto il fiato che aveva in gola iniziò a gridare: «Morte ai francesi!» Il grido, subito ripetuto dagli altri siciliani presenti, è sembrato un tuono. I francesi si spaventano, credono che i palermitani siano tutti armati e si sparpagliano per darsi alla fuga. Ma era detto dal destino che loro dovevano essere i primi a scontare le angherie, i soprusi, le violenze fatti dal loro re contro i siciliani. E inseguiti dalla folla inferocita, furono uccisi tutti con le loro stesse armi e a colpi di sassi. Erano 200 e tutti rimangono nei campi di Santo Spirito per sempre. La campana della chiesa continuò i suoi rintocchi. Diceva ai siciliani con la sua voce metallica di buttare a mare gli stranieri che avevano fatto strazio del suo bel corpo, e i siciliani scattarono tutti in piedi, come un sol uomo, e in pochi giorni nemmeno un francese calcò il suolo della loro terra. L'inquietante grido «Morte ai francesi!» si estese ben presto per tutta l'isola, che divenne una fornace ardente e sfavillante. Palermo aveva dato l'esempio e tutta l'isola si era sollevata come un sol uomo,
scrivendo una pagina fulgidissima nella storia siciliana. I francesi vennero snidati e trafitti, tutti quanti, tutti loro che per tanti anni avevano trascinato nel fango il nome dei siciliani. Le città e i borghi diedero soldati, i contadini lasciarono i loro utensili da lavoro per impugnare spade e picche. Tutte le campane delle chiese suonarono a stormo per più giorni e ogni città ebbe un cimitero di angioini. I baroni scesero dalle loro rocche con i loro vassalli in armi per assediare città e castelli dove si era asserragliato il nemico. Messina vide anche le sue donne sugli spalti per difendere la libertà siciliana. E così, alla fine di questa storia, gli angioini dovettero lasciare libera la Sicilia, che, aiutata dalle armi di Pietro d'Aragona, tornò ad essere padrona del suo destino, almeno apparentemente.